Buonasera, ben ritrovati a Cronache Venete. Iniziamo subito con l'Open Day al CFP San Luigi di San Donà di Piave in vista delle prossime iscrizioni per l'anno scolastico 2013-2014. Il servizio di Giovanna Serena. Siamo qui oggi con la coordinatrice del Centro di Formazione Professionale Istituto San Luigi. Quella di oggi è un'opportunità per indirizzare i giovani al loro futuro. Sì, è una settimana in cui tutte le scuole superiori e i centri di formazione professionale offrono, in termini di comunicazione, quelli che possono essere i percorsi rispetto alla scelta dei ragazzi. Com'è strutturata la giornata di oggi? Il coordinamento che ha gestito questa settimana ha messo al calendario delle classi di terza media in ogni giornata. Oggi abbiamo delle scuole medie della zona, precisamente della Nievo, della Honor, di Eraclea, di Quarto d'Altino. Le prossime giornate altre scuole medie, precisamente le scuole medie coinvolte sono 14. Che riscontro può avere per il futuro? È un incontro, o meglio è una settimana di incontri e che ormai ripetiamo da un 4-5 anni e dà modo a tutti i ragazzi di tutte le scuole medie, sono 1279 alunni e quest'anno partecipano anche le scuole medie di Quarto d'Altino e di Caballino Treporti che prima di adesso non hanno partecipato. E dà modo a tutti gli istituti della nostra rete, sono 10 istituti comprensivi, di conoscere le scuole superiori del nostro territorio. Questo progetto è nato per offrire un servizio per i ragazzi della scuola media nel momento in cui debbono transitare in una scelta strategica nel mondo della scuola superiore. Chiaramente il territorio è in grado di offrire una pluralità di scelte, di soluzioni, di percorsi e di conseguenza è necessario che loro abbiano la possibilità di capire, di acquisire tutte le informazioni, di maturare questa scelta con il massimo di responsabilità e di notizie utili per loro. Quella di oggi è un'iniziativa, una continuità di iniziativa per dare un maggiore indirizzo e uno sbocco professionale ai giovani. Sì, io devo ringraziare l'Alberti che è praticamente il promotore di questo progetto che coinvolge tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano le medie della nostra zona per dare loro un'informazione fondamentale per quelle che saranno le scelte della loro scuola e del loro futuro. Per cui devo ringraziare l'Istituto Alberti, la professoressa Diotto che tutti gli anni si spende per questo progetto che coinvolge i ragazzi ma coinvolge soprattutto i genitori perché credo che i ragazzi scelgono con l'entusiasmo ma essere accompagnati dai genitori vuol dire anche farli scegliere in maniera magari più razionale e io devo dire che i professori, i loro insegnanti devono dare gli indirizzi a seconda di quelle che sono le caratteristiche di ogni singolo, perché nel mondo d'oggi bisogna avere una preparazione estremamente specifica se si vuole poi trovare spazio nel mondo lavorativo.